Quindi ecco, dalle tue parole, vedi, mi è venuta questa piccola metafora realistica. Adesso do la parola a Tommaso Gaspari, che è della CISL Funzione Pubblica. Lui è un OS. OS è una professione che negli anni è veramente molto, molto cresciuta. Un pochettino lo possiamo dire, all'inizio sembrava quasi come una professione che sì, chiamiamo gli OS, abbiamo bisogno, c'è carenza, blocco il turnover, molto spesso anche, vuol dire, il lavoro esternalizzato, poi ne parleremo. Però a pieno titolo, negli anni, con la loro competenza, si sono guadagnati un ruolo fondamentale. Però anche lì, come parlavamo prima per le ostetriche, c'è tanto lavoro da fare per valorizzare questa professione, che svolge un ruolo comunque decisivo nella cura dei pazienti. Prego. Parliamo degli OS. Io mi sono avvicinato a questa professione quando ancora non avevo la barba, ma avevo tanti capelli, più di 20 anni fa. E se mi chiedi se ci sono stati dei cambiamenti, ti dico sì, ci sono stati dei cambiamenti, però finora io ho visto solo cambiamenti in peius. Mancano tutti i cambiamenti che servono. Ho visto un continuo aumento dei carichi di lavoro e parallelamente un invecchiamento continuo, un innalzamento dell'età media anagrafica degli OS, quindi OS sempre più anziani, chiamati a fare sempre più lavoro e chiamati a fare anche sempre più attività diversificate, attività che spesso sforano nelle competenze altrui, attività improprie, mettendo a rischio se stessi e mettendo a rischio il resto dell'equipe. Questo è uno dei tanti sintomi dei mali della sanità attuali. È un sintomo che chiama anche una necessità di miglioramento e di cambiamento. Il mestiere dell'OS non è un mestiere attrattivo. Non è un mestiere attrattivo perché per diventare OS comunque c'è un percorso che è oneroso, anche sotto i termini economici, perché i corsi costano e non invogliano, e poi si approda ad un mestiere che è oneroso sia dal punto di vista psicologico che dal punto di vista fisico. D'altra parte non è altrettanto oneroso il compenso e il riconoscimento. Tradotto, cosa significa? Che siamo ancora in una situazione di stipendi troppo bassi e di una messa in sicurezza ancora insufficiente. E se è vero che il contratto che finalmente fra qualche giorno andiamo a sottoscrivere definitivamente nel pubblico fa dei passi avanti rispetto alla figura dell'operatore sociosanitario, come possibilità anche di sviluppo di carriera e come riconoscimento di nuove indennità con un tabellare più alto, eccetera, eccetera, è vero che resta tutto il resto del mondo, il mondo del pubblico, il mondo del privato, il mondo dell'RSA. E lì cosa succede? Lì succede che si può risparmiare. Risparmiare è facile, risparmiare sugli OS è facile, soprattutto dove rappresentano l'ossatura della struttura. E come si fa? Si fa applicando contratti che, qua che c'è tanta gente del mestiere, insomma, contratti che conosciamo bene e che comportano cosa? Comportano che ti spacchi la schiena per 40 ore alla settimana in una casa di riposo, in una corsia di ospedale e porti a casa poco più di 1.000 euro. Non è dignitoso e non rende la professione attrattiva. E allora guardiamoci in faccia, in un momento in cui soffriamo una grave carenza, fuga di medici, fuga di infermieri, mancano tecnici, attenzione, perché tra un po' ci ritroviamo a piangere anche la grave carenza di OS. In Veneto, da dove vengo, il numero di OS che riusciamo a formare nel quinquennio, nel triennio, sono comunque insufficienti rispetto al fabbisogno, alla richiesta dell'intero mercato della sanità e del sociosanitario. Poi non ci sono mica solo i soldi, c'è anche il riconoscimento professionale. È evidente che è anacronistico mantenere ancora in piedi inalterato un profilo di operatore sociosanitario che risale a più di 20 anni fa e che non è più corrispondente alle necessità di salute e a quello che veramente gli OS fanno ogni giorno, mettendoli sicuramente in una situazione di non sicurezza. Ci vuole valorizzazione, attenzione, perché dalla valorizzazione dell'OS
dalla riscrittura del profilo dell'OS dipende anche la valorizzazione di tutte le altre figure professionali. Ma prendo l'esempio dell'infermiere perché è più facile. Se costringo l'infermiere in una situazione già di grossa carenza, lo costringo a fare mansioni comunque di base, a sostituire spesso, come succede negli ospedali, anche la carenza di OS, non do la possibilità professionale all'infermiere di crescere e non gli do nemmeno la possibilità di essere valorizzato. Allora non bastano palliativi come quelli che si è provato a fare in Regione Veneto, dove si va a creare un OS con qualche competenza in più, un OS che dà 2 pastiglie solo nelle case di riposo, hanno avuto il coraggio di chiamarlo anche infermierino. Non bastano queste soluzioni qua, bisogna riscrivere assolutamente quel profilo professionale. Come CISL ci siamo impegnati già da più di 2 anni ormai per fare delle proposte concrete, confrontarci con i soggetti competenti, con la conferenza Stato-Regioni per questa riscrittura, che deve essere una riscrittura totale. Attenzione, perché se non passiamo queste rivoluzioni qua, che sono rivoluzioni necessarie, devono partire dal basso, e dal basso si parte sicuramente dalla figura dell'operatore sociosanitario. Grazie.